Le vaccinazioni proseguono, ma l'immunità di gregge è ancora lontana. Lo conferma anche l'assessore alla sanità del Veneto, Manuela Lanzarin. La famosa immunità di gregge è molto lontana, ma è dipesa e proporzionale al quantitativo di vaccini che abbiamo, perché se oggi non arrivavano gli 83.000 vaccini Pfizer, effettivamente era molto più difficile anche per alcune categorie che sono quelle che sono segnate, quelle vulnerabili eccetera, voi sapete, insomma, fare anche la vaccinazione. La campagna continua su ritmi molto alti compatibilmente con la disponibilità di dosi. Ecco qualche dato ufficiale. Sono state fatte 17.224 dosi di vaccino nella giornata di ieri, quindi sono aumentate rispetto appunto a quelle del giorno prima, di cui 12.308 prime dosi e 4.906 seconde dosi. Sugli arrivi dei vaccini indispensabili per poter continuare la campagna e per predisporre i prossimi passi, sono queste le ultime novità. C'è stato confermato un'ora fa che sono arrivate 83.000 dosi di Pfizer, che sono quelle che fanno parte di quel contingente che è stato annunciato ieri sera del 1.000.000, no? Di dosi in arrivo a livello nazionale. Non abbiamo ancora, almeno se poi florano altre notizie che sono arrivate più recentemente, ma non abbiamo notizia di Moderna, dovrebbe arrivarci anche qualcosa di Moderna, però non abbiamo notizia di oggi e neanche di AstraZeneca per il momento, insomma, però può essere che da qui a fine settimana, insomma, arrivi anche